Si poteva fare meglio è un parolone, cioè, davanti c'è sempre un avversario, non è che giochiamo da soli contro il nulla. Noi siamo partiti bene, molto bene, avevamo impostato la gara in un certo tipo, i ragazzi l'hanno fatto e niente, ci siamo trovati in vantaggio 2-0 e stavamo conducendo secondo me la partita molto molto bene. Poi purtroppo ci troviamo davanti il Peperino che non ci dimentichiamo sempre che noi comunque siamo una neuromossa. Tanti di noi la Serie A è quest'anno che la fanno di Lega Calcio 8 e questo comunque fa la differenza rispetto a chi già l'ha fatta o meno. E da noi c'è sempre molte aspettative, logicamente per il nome che portiamo, ma io credo che comunque i ragazzi stanno facendo bene e per questo continuo a dire che comunque davanti ho incontrato oggi una squadra che l'anno scorso è stata una delle migliori compagini della Lega Calcio e ha offerto, a mio avviso, io mi vedo anche le partite della Serie A, uno dei calci più belli. E noi oggi, secondo me, loro l'abbiamo fatti giocare anche molto male rispetto a come sono abituati loro a giocare perché hanno sofferto, ripeto, la nostra pressione, io loro li conosco abbastanza bene, ho visto parecchi filmati, perché poi comunque io e il mister D'Amora siamo comunque amici, non vi nascondo che ci sentiamo settimanalmente perché c'è un bel rapporto tra me e lui, però ecco, oggi ci siamo dati di santa ragione, cioè senza problemi. Secondo me, come ha detto prima il mister, sì, il risultato giusto, 2-2, è stata una bella partita, una bella giornata di sport, ho visto un fair play in campo, faccio i complimenti ai ragazzi del Peperino, 2 volte hanno messo la palla fuori, li ringrazio, c'è stato un momento di parapiglia, ma quello dovuto a chi gioca a calcio, lo sa, può succedere, l'importante è che poi gli animi ritornano a posto. Per quanto riguarda i miei ragazzi, no, io sono contento di loro, sono orgoglioso, siamo tornati dalla sferta di Treviso 4 giorni fa, siamo tornati vincitori, per noi è importante, questa è tutta la benzina che mettiamo, tutta esperienza che facciamo e l'ho detto la prima giornata, dopo una sconfitta noi saremo duri a morire. Promessa da mister, fino alla fine dell'anno noi saremo lì, combatteremo col coltello tra i denti, questo ve lo garantisco io. Allora, per quanto riguarda il perché ho cambiato 3 giocatori in un colpo solo è molto semplice, perché comunque stavano facendo tutti una grossa partita di sacrificio, stavano dando tutti il 1000 per 1000, poi non sono infallibile neanche io, forse ho sbagliato, forse poteva andare meglio, forse poteva andare peggio, questo non lo so, io in quel momento l'ho vista così, mi serviva gente fresca in campo a quel momento perché comunque il Peperino stava iniziando ad alzare i ritmi, abituati a giocare loro su certi ritmi, ho visto che iniziano ad arrivare proprio a quelli, quindi ho preferito fare una turnazione dentro al campo per farli riposare. Il voto che do ai miei ragazzi fino adesso, ma non mi sento di dar voto. Per me i miei ragazzi, anche quando guardiamo, per me sono da 12 in pagella, tutti quanti. Perché comunque li stimo e so che ogni volta che torniamo dentro i spogliatoi, che si vinca, che si perda, che si pareggia come oggi, noi torniamo con le maglie sudate. E per chi porta questo simbolo sul petto è la cosa più importante